Si è celebrato oggi il 206esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Per via del Covid-19 e delle ristrettezze imposte, nessuna cerimonia in grande stile, come avvenuto negli altri anni, si è svolta. Una semplice ma significativa e simbolica manifestazione che ha visto come protagonisti il prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, e il comandante dei Carabinieri Giovanni Pellegrino. La cerimonia di quest'anno avrebbe dovuto tenersi alla Valle dei Templi di Agrigento, invece le due autorità hanno posto una corona di alloro in una delle lapidi commemorative dei caduti dell'Arma posta all'ingresso della caserma Biagio Pistone. Una presenza, quella dell'Arma dei Carabinieri, che in occasione della pandemia che ha attanagliato l'Italia in questi 3 mesi è stata molto efficace al servizio della gente. Quest'anno il 206esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri è del tutto particolare. Viene svolto in una forma ridotta alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, che ringrazio sentitamente, ma in forma sicuramente non meno sentita e non meno solenne. Anche quest'anno ci stringiamo intorno alla memoria dei nostri caduti, ma anche attorno ai sacrifici svolti tutti i giorni dalle donne e dagli uomini che indossano l'uniforme dei Carabinieri, anche ai loro familiari che li supportano. Sacrifici questi che hanno portato anche quest'anno al conseguimento di importanti risultati. È innegabile che questo primo semestre del 2020 sia stato connaturato da una quasi totalità di servizi preventivi svolti per il contrasto del contagio da coronavirus. Lo abbiamo fatto con grande senso di responsabilità, sapendo che in gran parte della provincia l'Arma dei Carabinieri rappresenta l'unico presidio di polizia esistente. I risultati sono stati al momento efficaci e il nostro impegno prosegue nelle fasi 2 e nella fase 3 di questa epidemia in corso. Ciò nonostante, i risultati da un punto di vista preventivo e anche repressivo non si sono fatti attendere. I filoni sono quelli classici della lotta alla mafia, prima di tutto, con operazioni in tutta la provincia, del contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti che ha portato a oltre 60 kg di droga sequestrati. Gli ultimi 2,5 kg di cocaina purissima sono stati rinvenuti a Realmonte pochi giorni fa, ma anche arresti di rapinatori colti in flagranza di reato, interventi per quanto riguarda l'ambiente con sequestri di discariche abusive, di abbandoni di rifiuti incontrollati, ma anche a tutela della sicurezza alimentare. Insomma, lo sforzo dell'Arma è costante, continua nel tempo e vuole interpretare al meglio questo rapporto privilegiato che abbiamo con la collettività, con quella collettività che oggi non può essere presente fisicamente al nostro fianco, ma è presente spiritualmente e moralmente, e la sentiamo forte, come sentiamo forte la vicinanza dei molti studenti, quelli che io definisco i nostri migliori amici, quelli che hanno ascoltato il nostro appello al senso di responsabilità e ci hanno aiutato a far rispettare il lockdown. Per cui il nostro impegno è quello di proseguire lungo questa strada intrapresa, della serietà, del senso di responsabilità, per essere all'altezza delle aspettative di tutti i cittadini agrigentini. Anche se viviamo un momento molto particolare, l'Arma dei Carabinieri non ovviamente festeggia il suo anniversario, è comunque un ricordo di chi in questo momento, di chi non c'è più, ma anche la testimonianza di una presenza sempre forte, sempre viva sul territorio. Sappiamo quanto i carabinieri siano amati, siano benvoluti, siano considerati dalla gente comune, da tutti, e quindi hanno questo grandissimo bagaglio di competenze, umanità, vicinanza alla popolazione, che in questa occasione, seppure con queste modalità così come dire, contenute, chiamiamole così, è giusto che vengano appunto rimarcate e ricordate. L'Arma si è particolarmente distinta in questo momento di Covid, essendo presente in tantissime occasioni.
Allora, l'Arma ha fatto un lavoro straordinario, l'ha fatto in questa provincia, l'ha fatto in tutto il paese, come lo hanno fatto anche le altre forze di polizia. Ha anche, come dire, affrontato esperienze anche molto specifiche, molto particolari, soprattutto nei piccoli centri dove la popolazione anziana è stata assistita, accompagnata anche in una serie di incombenze. L'Arma dei Carabinieri è non solo nell'immaginario collettivo, ma proprio tutto questo è testimoniato, è concretizzato ogni giorno dal lavoro che viene svolto proprio a favore delle categorie più deboli. Quando si chiama l'Arma dei Carabinieri risponde sempre.